Buonasera, sono Valentina Beghetto, ricercatore all'Università presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento di Scienze. Volevo oggi raccontarvi del nostro progetto, nuovo progetto finanziato dalla Regione Veneto nell'ambito delle reti innovative regionali dal titolo Eco DPI, vedete qua dietro uno schema. Il progetto intende rivalorizzare e generare una nuova filiera nell'ambito dell'ecodesign e quindi dell'economia circolare per la rivalorizzazione e il riciclo di DPI. Quindi partiamo da una logica in cui abbiamo sia dei materiali che verranno ingegnerizzati ex novo per creare una nuova tipologia di prodotto che sia ingegnerizzato appositamente per diventare riciclabile di natura, sua e diretta, e poi però integriamo in questa filiera anche quelli che sono i materiali di origine fossile già presenti sul mercato che comunque richiedono una loro valorizzazione. Qui partiamo o da materie prime vergini o da materie prime seconde derivanti già da un riciclo che vengono integrate in un sistema di trasformazione principalmente di tipo meccanico per rigenerare dei materiali che possono essere implementati nelle loro caratteristiche. Qui abbiamo tutta un'attività di modifica e implementazione delle caratteristiche dei materiali recuperati proprio per dargli una nuova vita che abbia anche delle caratteristiche prestazionali migliori rispetto a quelle di partenza, e questo poi per andare dove? In un'ottica di economia circolare a riprodurre DPI oppure prodotti per altri settori manifatturieri. In parallelo abbiamo anche attività legate ai trattamenti di sanificazione e inertizzazione dei materiali poi che potrebbero essere in uscita oppure prima del loro utilizzo, e ovviamente chiaramente anche questi prodotti una volta utilizzati diventeranno essi stessi uno scarto, un rifiuto che noi andiamo a intercettare e valorizzare o per rigenerare materie prime seconde, quindi il ciclo si chiude, oppure eventualmente per andare a una termovalorizzazione, pirogassificazione, che consente quindi di recuperare calore dallo scarto e anche di recuperare eventualmente una parte residua della combustione